Contratti più che generosi a giocatori e staff, costi di gestione complessivi lievitati a 12 milioni di euro all'anno dall'inizio nel 2023 della proprietà e gestione del fondo LBK Triestina Holding, il tutto contro una media di 4 milioni complessivi delle squadre che militano in Serie C, 3 volte in più rispetto alle altre pari categoria, esattamente come in molti casi gli accordi onerosi pluriennali con gli atleti vantino cifre 3 volte superiori al reale valore di mercato degli stessi. La domanda, nonché lo spunto investigativo, è molto semplice: per quale motivo una società privata dovrebbe pagare un professionista sensibilmente di più rispetto al dovuto? Nelle stagioni in esame dalle Fiamme Gialle in particolare, Ben Rosenweig era il presidente, Sebastiano Stella l'amministratore delegato e Alex Menta il direttore generale, tutti e tre all'interno del consiglio di amministrazione che ha l'onere di approvare le decisioni societarie sino al rimpasto in caso Unione con l'arrivo degli emissari di House of Dodge e l'attuale board, che però non ha mai nominato un presidente. E proprio in merito all'indagine questa mattina Tele4 ha ricevuto la chiamata dell'ex DG Menta, che ha ribadito ripetutamente di non aver mai avuto accesso ai conti della Triestina e di conseguenza di non aver potuto disporre di operazioni finanziarie. Lo stesso ex dirigente del Venezia Calcio sostiene di trovarsi a Milano e di essere residente in Italia e non in Slovenia, come invece risulterebbe alla finanza. Non ho nulla a che fare con i fatti al centro dell'indagine, ha aggiunto. Poi la parte del sostegno della regione alla società. Il marchio Io sono FVG campeggiava come main sponsor sulle maglie della Triestina la stagione scorsa, con un contributo da oltre 500.000 euro. L'accordo, che doveva proseguire anche per l'annata in corso, è stato congelato dopo la penalizzazione estiva con la sparizione del logo dalle casacche, ma di recente la dirigenza aveva proposto di riposizionare il marchio chiedendo una cifra vicina ai 230.000 euro, mai corrisposti, per la restante parte della stagione in corso. Sul tema, così il presidente della regione, Fedriga. Adesso valuteremo ovviamente dal punto di vista legale e su questo non so dare una risposta. Quello che posso dire è che ovviamente ho dato indicazioni molto chiare di sospendere qualsiasi collaborazione, perché questa cosa qua ovviamente è inaccettabile che la società sia per l'ennesima volta utilizzata ad altri fini, invece semplicemente che quell'interesse sportivo che dovrebbe contraddistinguerla. Quindi adesso vedremo come va avanti l'indagine. L'unica cosa che posso dire è che ringrazio la magistratura, le forze dell'ordine e la finanza che stanno facendo un lavoro molto approfondito.